Buonasera a tutti. Volevo esordire facendo i complimenti soprattutto agli alunni per il modo chiaro con cui hanno espresso la problematica presente a scuola. Poi seguiti dai rappresentanti dei genitori, dagli insegnanti e poi dalla preside che hanno espresso la problematica. I miei colleghi hanno già anticipato quali sono state le tempistiche, le problematiche e le varie delibere che sono state fatte. Non vi tedio ancora con questi numeri. Io volevo semplicemente dire una cosa, che a me quello che ha dato molto fastidio è stato vedere la delibera fatta esattamente il giorno dopo, è stata fatta qualche giorno dopo, perché è stata il 19, avete presentato poi col protocollo la richiesta di consiglio comunale, il 26 è stata fatta, il 24 è stata fatta la riunione per il capigruppo e poi è stato il 26 è stata fatta la delibera. Questo è quello che mi ha dato più fastidio, perché significa che allora l'amministrazione si è mossa solo ed esclusivamente perché c'è stato l'input, perché altrimenti probabilmente si perdeva altro tempo. Non è giustificato, non è giustificabile. È da elogiare chi ha detto scusate, ma sicuramente nella vita esistono i fatti. I fatti sono che in questo momento con 100.000 euro si riescono a recuperare solamente 3 aule. Il problema continua a essere un problema perché fra poco si ripresenterà sempre lo stesso problema della mancanza delle ulteriori 10 aule che mancano per la scuola, e quindi il problema andrà tutto quanto su alunni, genitori, personale docente e alla dirigente che fa il compito di riunire tutto questo. E infine, durante la riunione di commissione che abbiamo fatto, sono stato io a chiedere, non perché me ne voglio fare, ma perché mi interessava sapere qual era la possibilità che c'era di trovare i soldi per completare la sistemazione di tutto il piano. E in quel momento il coordinatore, qui presente l'ingegnere Zaccapi, mi disse che c'era la possibilità di questi soldi delle opere di compensazione. Siccome se ne parla di queste opere di compensazione anche per altri motivi, per quanto riguarda il fotovoltaico, ora ci sono queste altre opere di compensazione che riguardano l'ANAS, io spero che tutto quanto non rimanga nel famoso campo, nella famosa nuvola e scenda sulla terra e riarrivi nella città di Lentine dentro le casse comunali e si trasformi da un puro e semplice pur parler, si trasformi in una realtà e quindi in una sistemazione. E quindi io dico e chiedo che Lentini, l'amministrazione, soprattutto il sindaco che da 3 anni e mezzo che qua e dice che sembra la colpa degli altri, non ho mai capito che chi ha la colpa la sempre oggi, quando ci sono i problemi, quando c'è da dire che chi ha fatto una cosa buona dice sempre che l'ha fatta lui. Vabbè, è da 3 anni e mezzo, ma che dice sempre la stessa cosa, complimenti. Comunque, alla fine c'è da dire, ci vogliono semplicemente i fatti, non le parole, non i numeri, tutti questi numeri paventati, ma ci vogliono sempre e solo i fatti. Le scuole devono essere sistemate, la speranza è che i nostri figli, i nostri nipoti vadano in delle scuole sicure. Grazie a tutti, buonasera. Grazie consigliere Pollo.